La lettera arriva a metà giornata e non lascia spazio a fraintendimenti. C'è chi parla di terremoto, chi di ammutinamento. Di certo sono 8 gli amministratori moglianesi che hanno comunicato di aver lasciato la Lega riconsegnando la tessera. Tutti nomi di peso a partire da quello del primo cittadino Davide Bortolato nel bel mezzo del suo mandato, con lui gli assessori Martina Cocito, delegata al bilancio e alla scuola, ed Enrico Maria Pavan, titolare dello sport e delle tradizioni, nonché particolare non da poco a livello politico, coordinatore dei giovani amministratori trevigiani del Carroccio, anzi meglio sarebbe dire ex. Ad abbandonare il partito salviniano anche 5 consiglieri comunali: Enrico Carello, Edoardo Biso, Roberto Zanardo, Francesca Morè, Martino Michelan, già commissario di sezione dimissionario. Passeranno tutti al gruppo misto. L'accusa alla dirigenza della Lega messa nero su bianco è quella, testuali parole, di non aver mai puntato su questa compagine amministrativa, quanto piuttosto su soggetti i cui comportamenti sono stati e sono tuttora discutibili e da cui tutti i componenti della maggioranza che amministra la città intendono prendere le distanze. Il riferimento esplicito è alla nomina di Alberto Gherardi alla guida della sezione moglianese della Lega. Più che un attacco è un bombardamento. Sempre nella lettera si dice che alcuni militanti di Mogliano, che di certo non hanno compiuto azioni esemplari, ma anzi hanno screditato il partito in città e continuano a farlo, oggi paradossalmente godono della totale fiducia della segreteria provinciale, la quale continua a rimanere sorda alle richieste di sindaco e amministratori. Parole durissime alle quali replica il commissario provinciale Gianangelo Boff, che sembra ancora credere in una ricucitura. È stato un fulmine a ciel sereno, ma non è un terremoto, cioè allora eravamo a conoscenza del fatto che vi fossero appunto degli attriti a livello locale tra la sezione locale e gli amministratori. Era già in programma il fatto di fare un incontro con la mia presenza, la presenza di Alberto Stefani, proprio per capire come muoversi. Nell'emergenza che adesso sarebbero scaduti i rinnovi dei militanti entro fine giugno, avevo nominato un responsabile che conoscesse la sezione, che conoscesse i militanti per procedere al rinnovo, che è una prassi prettamente burocratica, in attesa appunto di fare un incontro. Adesso vedremo di verrà convocata questa riunione e ci sarà il modo di confrontarsi. Resta da capire se l'incontro a questo punto e visti i toni sia fuori tempo massimo. Sul terraglio la Lega Trevigiana rischia l'osso del collo.